La consigliera di parità a tutti gli effetti è un pubblico ufficiale, quindi ha una grande responsabilità rispetto alla regione e rispetto a tutta la popolazione che vive nella nostra regione, non solo le donne. Si occupa essenzialmente di discriminazioni nel mondo del lavoro e questo compito, che è un compito molto delicato, impegna non poco, anche perché tutte le imprese con più di 100 dipendenti hanno l'obbligo ogni 2 anni di inviare un report alla consigliera perché possa verificare qual è la situazione dei lavoratori all'interno dell'azienda. Vi devo dire che con grande soddisfazione quest'anno siamo riusciti ad avere 1070 imprese che hanno inviato il loro report e abbiamo potuto così valutare, classificare qual è la situazione, in particolare delle donne, perché sapete che sono sempre le donne quelle un pochino più deboli e più problematiche rispetto all'attività lavorativa. Abbiamo potuto verificare che effettivamente le donne sono quelle che meno accedono ai ruoli di dirigenza, sono sempre molto poche e quindi c'è ancora grandissimo lavoro da fare. Sono molto presenti invece nel part-time, pensate che attualmente sono l'88% della popolazione veneta, mentre gli uomini veneti risultano essere quelli che in tutta Italia sono meno presenti nel part-time rispetto alle altre regioni. Questo ci fa capire come ancora un concetto di famiglia tradizionale sia presente nella nostra regione e può essere un fatto positivo per alcuni aspetti, per altri forse un po' meno, perché l'emancipazione femminile passa anche attraverso la possibilità di una carriera che è sempre un pochino difficile. Tra i compiti della consigliera, alcuni, quelli obbligatori, che quindi costituiscono gran parte del nostro lavoro, sono quelli di verificare che nei consigli di amministrazione ci sia la presenza delle donne. E ancora oggi, nonostante una legge nazionale, non sempre è così. Naturalmente quando ci vengono segnalati casi di questo tipo, noi interveniamo con una diffida che, vi devo dire, ha spesso portato anche degli ottimi risultati. Per quanto riguarda poi le dimissioni in generale in Veneto, nel nostro rapporto con l'Ispettorato del Lavoro abbiamo potuto verificare che più dell'80% riguarda le donne e le ragioni sono sempre legate ai figli, agli anziani, quindi all'assistenza familiare, quindi alla conciliazione dei tempi, che è uno dei problemi che oggi non abbiamo ancora risolto. Molto ci sarà da fare su questo tema e su questo stiamo lavorando anche in collaborazione con la Commissione regionale pari opportunità. Oggi siamo qui per firmare un protocollo con il mondo delle professioni. È una cosa particolarmente importante perché nelle libere professioni la presenza femminile è molto alta e in realtà forse è anche il mondo dove difficilmente ci sono molte garanzie per le donne. È un mondo che è approdato oggi recentemente anche ad alcuni diritti, anche diritti formativi finanziati, perché la nostra regione in fondo comincia ad essere sensibile ad un mondo che è fondamentale, quindi io sono felicissima di trovarmi con Confprofessioni per poter iniziare un colloquio insieme, perché tra l'altro le imprese hanno molti rapporti con il mondo professionale e quindi, siccome la nostra forza rimane nella produzione, nell'impresa e nei servizi, i servizi divengono essenziali e devono funzionare e devono consentire alle donne di lavorare con qualità e con professionalità.